Pronti? 1, 2, 3. È buono il segnale e vediamo subito lotta Numero per il 5, comando. Lamborghini squalificato. L'errore di Ele Lamborghini che aveva cercato partenza veloce, così sono Cari Balilla e Bacco Bacciò a lottare per il comando. Primo parziale davvero sveltissimo, 14,5 per Cari Balilla che intende correre evidentemente al comando. C'è già Babilonia Baba a ridosso di Bacco Bacciò, in seconda posizione in corda invece Axel Nib. Gli altri nettamente più discosti, capeggiati da Balsamo Leone, che cerca di trascinare il gruppo. Tanto un primo parziale davvero molto molto sollecito, 28,5 con partenza da fermi. A questo punto avanza Babilonia Baba che prova a sua volta a portarsi su Cari Balilla per sfilare in 800 metri scarsi, ma con una spesa davvero notevole nell'ordine del 58,8. Quindi primo mezzo miglio di corsa davvero incandescente. Cari Balilla ha venduto cara la pelle con Bacco Bacciò e ha poi lasciato via libera alla favorita Babilonia Baba che completa 1 chilometro in 1:14,3. In terza posizione rimane Axel Nib a precedere lo stesso Bacco Bacciò, mentre all'esterno cerca di progredire il numero 13 Davidia trascinandosi Emotion DSE, fuori corsa è Camelot R. Cavalli che sono ora a 700 scarsi dalla conclusione, con Babilonia Baba che continua a trascinarsi Cari Balilla, Axel Nib, Bacco Bacciò, nessuno dalle retrovie per il momento riesce a risalire. Prova ora Cobalto di no e siamo a 500 dal palo con Babilonia Baba in vantaggio su Cari Balilla. Axel Nib non cambia nulla tatticamente, Axel Nib addirittura sposta all'esterno a 350 dall'arrivo e va su Cari Balilla. Babilonia Baba in vantaggio che ora deve essere sostenuta. Completamento della curva conclusiva, ingresso in addirittura d'arrivo con Babilonia Baba in vantaggio. Cari Balilla prova a spostare al suo interno. Babilonia Baba in testa nelle ultime battute. Babilonia Baba, Cari Balilla che forse sul palo riesce a stampare. Babilonia Baba 36 a chiudere, 1:15,7. E impressione che Babilonia Baba sul traguardo riesca ad emergere di misura con all'ultimo guizzo. Andiamo a rivedere l'arrivo serrato con Babilonia Baba in calo, ma Cari Balilla ha speso tantissimo in questo nei primi 600 metri di gara e nonostante ciò riesce a passare a fil di palo e a mettere una testa avanti all'avversaria. Vedete, per il triplo di Maurizio Cheli, oggi in forma strepitosa, fa tris con Cari Balilla. Aspettiamo naturalmente l'ufficializzazione, ma direi che non ci sono problemi per il primo posto, mentre per il terzo andiamo a rivedere l'arrivo con probabilmente Bacco Bacciò che riesce a contenere Axel Nib, e per il quinto dovrebbe essere Boavista Pax a conquistare l'ultimo compenso. Rivediamo ancora il finale serrato con Cari Balilla che piega a grossa quota la favorita Babilonia Baba, Maurizio Cheli in sediolo per conto di Francesco Zedda e della scuderia Rafa Pat.